da presupposti. San Paolo viene usato proprio questo. Si contenti invece di essere cristiano, perché Gesù ti ha già salvato. Per non ancora cerca di tirarlo via, facendo sempre di più una vita in sintonia con il Signore, vivendo sempre più nella fede. Man mano che si va avanti nella vita cristiana, no? Si sente il bisogno di aggrapparsi sempre di più a Cristo, no? E quindi penso, se noi facciamo questo, un giorno arriveremo anche noi a dire grazie Signore, perché sei tu che ci hai salvato, non tanto le nostre opere buone. Le nostre opere buone sono servite, ci ha aiutato ad essere cristiani, ma chi ci salva? Che ci salva sempre, salva tutta l'umanità. Sei solo tu, Signore. Ecco perché giusto, come ha detto i cantori inizio della messa, lodare a Cristo, no? Gloria a te, Signore Gesù, hanno cantato, no? Ecco, l'inno del Giubileo. Rendiamo grazie al Signore, perché Lui ci ha salvato. Giovanni Paolo II diceva, durante il Giubileo del 2000, l'abbiamo scritto anche nelle nostre parrocchie, se vi ricordate, il logo diceva dal Papa della nostra diocesi, Gesù Cristo è l'unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, dai mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, e l'attesa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Il Signore sia con voi. Benedetto sei tu, o Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crisi spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che, portando questi segni di fede e di devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su queste immagini e vi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ci possiamo sedere per un momento.